Nei vicoli di Napoli si nascondono le antiche trattorie della tradizione. Oggi sono nel quartiere Chiaia per il mio secondo appuntamento e sto aspettando l'amico Angelo che mi accompagnerà in un'altra trattoria della tradizione napoletana. Sono Angelo, ho 22 anni e sono di Napoli. Sono uno studente di psicologia alla Federico II, studio doppiaggio alla Voice Art Dubbing e sono un batterista. Oltre a queste mie grandi passioni, quindi recitare, il teatro, il cinema, ce n'è una in particolare molto forte, il cibo. Emanuele, Oh, bello mio! come stai? Tutto bene, tu? Tutto bene, tutto bene. Secondo, c'ho un dubbio, ma questo non è un quartiere chic, non mi porterai mica a mangiare gourmet? Non ti preoccupare, Emanuele, ti porto a mangiare all'Osteria da Tonino, 1880, una delle più antiche di Napoli. No, fammi stare, vai. Chiaia è uno dei quartieri più in della città, dove è possibile immergersi nella Napoli bene e godersi rilassanti passeggiate a 2 passi dal mare. Salve! Buonasera. Antonio. Ciao Angelo, come stai? Tutto bene, tu? Tutto bene. Senti, ti ho portato un amico da Roma. Ciao, piacere Emanuele. Piacere Antonio. Antonio, per un attimo c'avevo paura. Stando nel quartiere Chiaia, avevo paura che mi portasse a mangiare gourmet. Ma che gourmet, qua viene a mangiare la vera cucina napoletana. E sto più tranquillo. Senti, Antonio, dove ci possiamo accomodare? Vi faccio accomodare alla saletta interna. Ok. Prima di andare a accomodarmi all'interno, però io e te dobbiamo fare un po' di chiacchiere, Antica osteria da Tonino 1880. Anto, raccontami sta favola. Un secolo e mezzo fa il mio bisnonno ha aperto questa osteria ed è attualmente la più antica a Napoli ed ancora oggi siamo qui a riportare in tavola i piatti più storici partenopei e napoletani. Ma mi hanno detto che avete una persona che vi fa il controllo qualità molto severa. Sì, è la mia nonna, ha 90 anni, continua ancora a controllarci e soprattutto ad insegnarci come fare a portare questa storia avanti. Un'altra curiosità, ma in 150 anni di storia, ma quanta gente famosa e popolare è venuta a mangiare qui dentro? Ne sono passati in tanti, partendo da Caruso, partendo da Dario Fo, il premio Nobel, fino ad arrivare al Duca d'Aosta Amedeo, Renzo Arbore e tanti altri artisti famosi che sono venuti e che continuano a venire. Una cosa che mi ha incuriosito, mi ha detto Angelo che tu fai non la carne alla pizzaiola, ma La provola alla pizzaiola. Quello mi ha incuriosito. Sempre cotta in padella con aglio, olio, pomodori, origano, bella fusa, buonissima. Te la faccio prova. assaggiare dopo. Una cosa bella che di sto locale tradizionale con 150 anni di storia che sono entrato e ho visto tanta gente giovane come te a lavorare qua dentro. Come mai questa scelta? È una scelta di responsabilità, è un grande onore ed onere portare avanti questa storia e noi giovani, io e mio fratello che mi accompagna in questa avventura, abbiamo scelto di portarla avanti perché E questa cosa mi fa molto onore. Però mo Anto, mi hai fatto venire fame, fammi mangiare perché mi sta a cascare lo ti faccio stomaco. assaggiare qualcosa. Per fare assaggiare qualcosa, mi devi far mangiare tutto. Ti faccio la buffa. Bravo. Ok ragazzi, che cosa volete mangiare? Ma tu che cosa ci proponi? Io vi farò assaggiare un boccaccello con salsiccia, perillo e provola e una buona parmigiana. E poi? Uno scialatello alle cozze e un gnocca sorrentino. E poi? Una braciola al ragù e una provola alla pizzaiola. E poi? 2 melenzane a funghetto. Va bene. Aggiudicato. Ok, Grazie, grazie. Angelo, ma che è sto boccaccello? Dicesi boccaccello, un barattolo piccolo. Ah. Se è grande o buccaccio. Ho capito male. E un'altra cosa, a braciola, ma è quella di maiale? No, a Napoli significa 2 cose. Innanzitutto l'involtino di carne cotto dentro il ragù condito con formaggio, prezzemolo. E poi quando viene una bella guaglione pavi dici wow,
Bella braciola. Se possono avere tutte e due. No, mi dispiace, solo la braciola in ragù. Ma contento, va. Eccoci qua. Oh, grande, grande. Bella parmigiana. Perfetto, grazie. Io comincio da parmigiana. Oh, te lo mangia tutto, Buono. Dammi un po' di caldo. Ma come? Ma buono. Dai giù, Va bene. magna. Dai, fate grosso. Guarda come fila, parte dalla Finlandia. Ogni boccone è una novità e una delizia e non finiresti mai di mangiarlo. Un piatto spiritoso che contiene friarielli, salsicce e provola affumicata. Che bello che zio, magna. Buonissimo. Buono, veramente buono. Tu cavoli, dai. Andiamo. Si sentono tutti i sapori di una volta, ma con la leggerezza del piatto, come se te stessi a mangiare, che ne so, una piuma. Ok ragazzi, i primi sono pronti. Abbiamo gnocco alla sorrentina e sciaratina alle cozze. Prego, buon appetito. Da dove vuoi iniziare? Io do gnocco. Io vedo il cielo. Fermo capito io. Gnocco alla sorrentina con la sua scioglievolezza e poi andiamo a cambiare con lo scialatiello, con i frutti dei mari, anzi con le cozze. Il sapore, l'odore, mamma mia. Ma come te buona st'idea di mettere a fattore? Beh, in famiglia nessuno è un artista, proprio nessuno, sono uscito io strano. Però questa indole artistica mi ha sempre spinto e quindi a un certo punto ho deciso di fare qualcosa. Ho detto, no, devo studiare e quindi ho iniziato a fare teatro durante il periodo delle medie, ma sto facendo doppiaggio all'Accademia. E ogni volta che studio mi rendo conto che è un mondo sempre più bello. Allora, mangiate questo e fammi assaggiare. No, questo. aspetta. Tu. Fai sempre questo. Beh, sono grosso, ho bisogno di nutrirmi. Magna che devi crescere. E rimango sempre più stupito e innamorato di questi piatti. Senti la consistenza del pomodoro che non è né crudo né troppo cotto, giusto col sapore, dolcezza, Perfetto. sapidità. Buoni. Poi questi gnocchi sono cremosi al punto giusto. Ma come Andiamo. parli? Cremosi. Stiamo a Napoli, tradizione, cremosi. Sono troppo buono. Così va bene. Eccoci con i secondi. Provola alla pizzaiola, braciola e melanzana a funghetino. Buon Perfetto, appetito. grazie. Se permetti. E io allora sento questo. Metti la melanzana a funghetto in mezzo, Vabbè, se devo. Bevi. Allora, questa è involtino di carne cotto col sugo con dentro formaggio e spezie. Esatto. Ed è subito amore. Lo squaglio in bocca, un burro. Proprio delicatissimo. Però questa la devi assaggiare. È troppo buona. È troppo buono. Mo, ci arrivo. E fa una cosa, che senti questa e io sento questo. Cambio. Questa non l'ho mai mangiata. Prova. buono. Senti. Dolce e soave come una gran nobildonna dei tempi che furono. Sto matrimonio sa da fare. Mamma mia. E presto lo rifarò, Proprio il sapore della tradizione napoletana qua Si dentro. sente. Cioè, dove si trova sta? Cioè, solo come la fanno? È raro trovarla perché comunque questa è una ricetta antichissima. Quindi poche sono le trattorie che ancora la fanno. Pensa le facevano le nonne dentro le case. Dopo se riesco a faccio la ricetta perché la voglio replicare, Troppo buono.
Caro Angelo, ti devo dire tutto ultra buono, però mi è rimasta nel cuore la pizzaiola. Ho mangiato, ci ho sentito la vera tradizione delle nonne napoletane. Detto ciò, come direbbe Baglione, io me ne andrei e a te ti tocca di pagar conto. Non ti preoccupare, ti sei trovato bene? Alla grande. Sono contento. Ciao bello mio, Ci vediamo alla prossima. presto. Ciao ciao. Oh Anto, cena fantastica, tutto ultra buono e mi raccomando, da un bacione a nonna. Grazie a te, alla prossima. Ti aspettiamo alla prossima. Ciao bello mio. Ciao. Ciao ciao. E che dire, cibo fantastico, ma la cosa più bella è vedere due ragazzi giovani portare avanti una tradizione di 150 anni con il cuore e con l'anima. Ciao belli mia!